Manifestazione di protesta del cartello sociale dei sindaci per la chiusura della strada statale 118 Agrigento Raffadali. Si chiede all'ANAS, al Genio Civile e alla Regione di provvedere con tempestività. 26enne picchiata dal compagno finisce in ospedale ma non lo denuncia. Furto in parafarmacia al Quadrivia d'Agrigento e in appartamento a Grotte. L'ASP di Agrigento scrive la parola fine sulla questione del precariato del personale contrattista. Il Comune di Agrigento presto avrà un nuovo drive-in per i tamponi alla zona industriale. Sindacati chiedono la chiusura dei centri commerciali nel weekend per scongiurare un nuovo lockdown con il Super Green Pass. Fioccano le disdette per il Capodanno. Bentrovati gentili telespettatori al nostro appuntamento con l'informazione. Il cartello sociale della provincia di Agrigento insieme ai sindaci e ai cittadini impegnati in una manifestazione di protesta contro la perdurante chiusura della strada statale 118 da Agrigento a Raffadali a danno di un'ampia porzione del territorio agrigentino e di tanti cittadini impossibilitati a recarsi al lavoro o in ospedale o a casa in tempi e in modi ragionevoli. Vediamo. Un problema che si presenta in maniera quasi assurda, dei massi che cadono, che vanno messi certamente in sicurezza, si deve mettere in sicurezza la strada, si deve permettere ai cittadini di transitare in maniera sicura, ma non si può chiudere una bretella così importante impedendo a centinaia, a migliaia di cittadini di poter andare a casa, al lavoro e in ospedale in tempi adeguati, in tempi normali. L'intervento deve essere immediato, si toglie il pericolo e se poi ci sarà la volontà, io mi auguro che ci sia la volontà di mettere in sicurezza il costone, si deve poter fare, altrimenti questo non ha significato. È una situazione sia sotto l'aspetto economico ma anche sotto l'aspetto sanitario, perché per raggiungere l'ospedale San Giovanni di Dio si deve almeno perdere almeno 40 minuti di tempo in più. Per non parlare che l'unica strada di accesso per la città di Agrigento di un comprensorio di 35.000 abitanti, quindi la mattina alle 7-7:30 ci sono chilometri e chilometri di file di macchine, quindi il tempo che si perde è molto di più di 40 minuti. Finalmente la Regione ha trovato le risorse finanziarie, corre l'obbligo di ringraziare l'assessore Falcone per la tempestività, perché in meno di 15 giorni ci permetterà di avere le risorse finanziarie e mettere in sicurezza il costone roccioso per aprire la strada. Io sto andando a fare l'esposto e su dove? Non è possibile chiudere la strada con 6 paesi per niente, si può benissimo fare, si può chiudere mezza carreggiata e si può aprire perfettamente. Non è possibile, c'è un'attività, 6 paesi e siamo tutti bloccati per un abuso, perché secondo me è un abuso. Quindi gli organi tecnici, la politica dov'è? Il comune di Agrigento dov'è? Grazie signori. A Sciacca una donna di 26 anni del luogo è rimasta ferita dopo essere stata picchiata dal compagno, un operaio di 27 anni. La donna, medicata all'ospedale, non ha comunque voluto sporgere denuncia contro l'uomo, ma la posizione di quest'ultimo è comunque al vaglio degli inquirenti dopo essere scattato il codice rosso, il protocollo che si attiva dopo i maltrattamenti. Non è chiaro il motivo alla base dell'aggressione.
Si sono arrampicati fino al primo piano e rompendo un infisso sono riusciti ad entrare all'interno di un appartamento nel centro storico di Grotte. I ladri, approfittando dell'assenza dei proprietari di casa, hanno poi rovistato ovunque mettendo a soqquadro l'appartamento, portati via denaro contante e monili in oro. Il bottino, secondo una prima stima, potrebbe ammontare a circa 5.000 euro. I proprietari di casa, una volta rientrati, hanno fatto la scoperta e chiamato immediatamente il numero unico per le emergenze. Sul posto sono intervenuti i carabinieri della locale stazione. Al via le indagini. Rapina in una parafarmacia al quadrivio Spinasanta di Agrigento. Un malvivente con il volto travisato da un sacco e con la minaccia di usare la pistola che diceva di custodire all'interno del giubbotto è entrato in azione poco prima della chiusura nella serata di lunedì. Al bancone dell'esercizio commerciale c'erano i titolari. L'uomo si è impossessato dei soldi all'interno della cassa, circa 500 euro, poi la fuga forse con qualche altro complice che lo attendeva all'esterno. Sul posto sono intervenuti i carabinieri, al vaglio le immagini delle telecamere che insistono nella zona. Il sindaco di Agrigento, Franco Micci, che incontra la stampa per gli auguri di fine anno, occasione per annunciare anche l'apertura di un nuovo drive-in per i tamponi alla zona industriale di Agrigento, che si aggiungerà a quello del piazzale Caos, presente anche Nene Mangiocavallo, presidente del Consorzio Universitario di Agrigento. Vediamo. Oggi ho convocato voi tutti qui proprio per un augurio di buon anno. Mi sembrava doveroso che voi, che siete diciamo i protagonisti della comunicazione e siete quelli che in effetti divulgate quello che noi già in un anno di lavoro anche nell'ombra abbiamo svolto, quindi era doveroso veramente incontrarvi. C'è anche un progetto che stiamo facendo col Consorzio Universitario che a breve vi esporrà il presidente stesso del progetto, l'onorevole Nene Mangiocavallo. Una raccomandazione che voglio fare a tutta la mia città, colgo l'occasione, quella della massima precauzione, massima prevenzione, perché purtroppo i contagi Covid sono saliti in maniera esponenziale. E vi anticipo che già stamattina ho fatto un sopralluogo alla zona industriale e ho voluto fortemente far nascere un altro drive-in per i tamponi che verranno somministrati a tutti i cittadini che non vorranno in effetti aspettare o essere costretti a lunghe file, quindi già un secondo drive-in nella zona industriale, proprio nel centro direzionale, non ci saranno problemi di parcheggio, di spazi, organizzato veramente alla grande. Un altro ancora poi drive-in lo riaprirò a brevissimo di nuovo al piazzale Caos, dove c'è la casa di Pirandello, perché ho ritenuto opportuno che un drive-in soltanto per tutta la città di Agrigento non è sufficiente. Ricordo sempre la massima prevenzione. Voglio fare un controllo ora selettivo su questi tamponi che vengono effettuati anche a livello domiciliare, perché non è possibile che spesso mi si viene detto che a volte è positivo, non viene denunziato, non lo denuncia e continua a fare vita normale. Questo è cagionevole per la salute degli altri, di chi ci sta vicino, perché magari può essere uno sì vaccinato, quindi non può avere nessuna sintomatologia clinica, però rimane sempre contagioso. Un contagio, capite bene, voi sapete tutti, che nel giro di pochissime ore si può espandere, si può trapassare da individuo in individuo, quindi con sempre questo aumento, ahimè, di numeri. Sindaco, per quanto riguarda i programmi delle attività natalizie, ci sono delle novità, tipo il 31 dicembre? Sì, purtroppo, proprio come dicevo poco fa, questo aumento dei contagi ci ha costretti a sospendere le attività all'aperto, dove non è possibile controllare il Green Pass e non è possibile proprio controllare gli assembramenti. Lo spettacolo La Notte dei Giganti, che doveva essere effettuato la notte di Capodanno in via Atenea e per le strade, verrà invece ridimensionato e verrà effettuato all'interno del teatro Pirandello a numero chiuso, contingentato, con la richiesta del Green Pass, con estrema sicurezza, con i percorsi obbligati, naturalmente poi la sanificazione. Quindi questo naturalmente è proprio nel rispetto delle norme anti-Covid. Un auspicio per il 2022?
L'auspicio del 2022 per quanto riguarda il punto di vista sanitario, speriamo che entro la primavera possiamo avere delle condizioni migliori. Io mi auguro principalmente per gli esercenti quelli che purtroppo fino ad ora hanno subito delle perdite economiche ingenti. Quando io giorni fa ho detto salviamo il Natale, non intendevo salviamo il Natale per salvare la festività, perché poi tutto sommato il Natale è una festa che si passa in famiglia. Salvare il Natale voleva anche dire rispettare chi di Natale, chi di Capodanno vive. Gli esercenti che somministrano alimenti e bevande, se dovessimo di nuovo ritornare indietro, potrebbero subire un danno economico ancora più grande di quello passato. Quindi io prego tutta la mia cittadinanza di avere massimo rispetto per chi vi sta vicino e massimo rispetto per i lavoratori. Poi per quanto riguarda l'attività amministrativa comunale, penso che il 2022 sarà una svolta, io la chiamo quasi una rivoluzione epocale, perché quest'anno a noi è servito per lavorare nell'ombra e per preparare tutti quei progetti propedeutici per uno sviluppo economico e perché no turistico della nostra Agrigento. Già sono in cantiere tantissimi finanziamenti, sono in cantiere tanti decreti. Penso che nel 2022 tanti progetti che noi avevamo pensato e siamo riusciti a realizzare entro il 2021 riusciremo a farli partire. Prima di ogni cosa io desidero ribadire in questa sede il rapporto di intensa, fattiva, leale collaborazione che si è instaurato non solo sul fronte istituzionale fra il Consorzio Universitario di Agrigento e il Comune di Agrigento al più alto livello rappresentato dal Sindaco, che fra l'altro è quota particolarmente rilevante all'interno del Consorzio, detenendo una quota societaria del 62%. È stato fatto un lavoro di squadra, abbiamo proceduto sul piano degli impegni anche di riordino all'interno del Consorzio, ma abbiamo varato anche dei progetti di particolare rilevanza che vogliono realizzare concretamente la terza missione, che è la parte più significativa dell'impegno istituzionale del Consorzio Universitario Empedocle di Agrigento. Fra i tanti progetti di cui abbiamo parlato, tendenti a dare occasioni di lavoro, ad incrementare il trasferimento del sapere, ad aumentare le conoscenze in vari settori, a determinare la crescita culturale, economica e sociale della provincia, oltre a questi progetti ce n'è uno che, al di là del valore intrinseco che assume per il Consorzio, assume un significato anche di particolare impegno per il Comune di Agrigento, che è quello che riguarda la comunicazione. Per cui noi stiamo elaborando un progetto, abbiamo trovato la copertura finanziaria per dedicare più tempo, più attenzione, più impegno al rapporto con i mezzi di comunicazione, e io approfitto di questa occasione per chiedere a voi, che siete i protagonisti della conoscenza, del trasferimento delle notizie, di collaborare al più alto livello possibile con questa squadra che si è consolidata, consorzio, amministrazione ed altri enti, proprio per rendere visibile tutto il lavoro che tutti insieme stiamo facendo. Abbiamo dato già comunicazione dei risultati eccellenti ottenuti con i corsi di laurea che sono stati istituiti da 2 anni a questa parte, quello di lingua e letteratura straniera, quello di scienze della formazione primaria, quello di scienze motorie, e dal prossimo anno, lo possiamo dire ufficialmente, partirà ad Agrigento il corso in infermieristica per 45 studenti. Abbiamo dato notizia di tutte le attività che sono state promosse anche in collaborazione con associazioni ed enti pubblici e privati. Abbiamo dato notizia ripetutamente in compagnia del Sindaco, che è il protagonista istituzionale di questa iniziativa, della proposta di ricandidare Agrigento a Capitale della Cultura del 2025. Speriamo che voi possiate fare non solo da cassa di risonanza, ma da collaboratori in termini di amplificazione di queste notizie e della giusta diffusione di questi impegni che noi sosteniamo quotidianamente, assegnando il giusto valore a queste cose che senza presunzione non consideriamo di relativa importanza. Vero Sindaco, vero Vicepresidente? Noi lavoriamo in perfetta sintonia, abbiamo questa squadra consolidata, non ci candidiamo a vincere la Coppa dei Campioni, ma sicuramente a svolgere un ruolo estremamente importante. Vogliamo arrivare in finale.
Stabilizzazione del personale precario dell'ASP di Agrigento. Il commissario Mario Zappia e il direttore amministrativo Alessandro Mazzara invitano la stampa per annunciare la buona notizia. Il nostro direttore Arturo Cantella. Direttore, un consuntivo sulla stabilizzazione dei precari, un lavoro che sta arrivando a conclusione con un iter abbastanza complesso. Se ci riassume quanti saranno le unità che provvederete a sistemare a breve? Sono circa 50 le persone che vengono stabilizzate e sono tutte persone che hanno acquisito esperienza, professionalità e competenza all'interno della nostra azienda. Erano precari, non lo saranno più e quindi è un motivo di gioia per tutti noi. Vi dico pure, come vi accennavo poc'anzi, che il 2022 sarà invece la stagione dei concorsi, dal 2022 in poi sarà la stagione dei concorsi, perché in questi giorni alla Regione dovrebbe essere approvata la nostra dotazione organica, quindi c'è un lavoro della direzione strategica e degli uffici che ha portato a un risultato per il quale siamo soddisfatti ovviamente, ma comunque alla fine abbiamo fatto il nostro dovere, non abbiamo fatto niente di particolare. Non si parla soltanto di dirigenti ma anche sulla parte amministrativa? No, sono dirigenti e comparto, quindi abbiamo infermieri, abbiamo OS, abbiamo tecnici, abbiamo medici, abbiamo ingegneri informatici, abbiamo un bel po' di cose. Qualcos'altro verrà fatto nei prossimi giorni, perché gli uffici in questo momento diciamo che non hanno più il tempo di espletare le pratiche, perché vi ricordo che assieme a tutte queste cose che stiamo facendo c'è la corsa all'assunzione del personale per fronteggiare il Covid e ogni giorno cerchiamo medici, infermieri, personale OS, non si trovano, quindi alla fine tenti di fare tutto però. Ecco, ci sarà un potenziamento in questo senso per le misure anti-Covid, mi riferisco anche alla tamponatura, insomma un po' al drive-in. Quali sono le novità in questo momento di grande emergenza? Allora, la provincia di Agrigento aveva due drive-in, una ad Agrigento e una a Sciacca. L'indicazione che abbiamo dato ai direttori di distretto è quello di farne altri 7, quindi Agrigento e Sciacca ne avranno 2 e 2, quindi raddoppieranno, e ce ne sarà uno per distretto. Queste cose non le facciamo noi da sole, ma le facciamo assieme alle amministrazioni locali, che hanno manifestato sempre la disponibilità e che poi dovranno preoccuparsi di garantire viabilità e sicurezza. I numeri continuano a salire, è una situazione che preoccupa? I numeri continuano a salire, la situazione diciamo che diventa difficile da affrontare. Sulla preoccupante sarei un po' meno preoccupato, perché le evidenze scientifiche dimostrano che l'Omicron rispetto al Delta è 6 volte più contagioso. Ricordo che il Delta era 10 volte più contagioso dell'Alfa e comunque il virus, l'evoluzione del virus che cerca di diffondersi quanto più può. Dal punto di vista della malattia è altresì provato, soprattutto ai dati di Israele che ha fatto la terza dose prima di noi, adesso sta partendo con la quarta, che la malattia, cioè chi si positivizza eventualmente sono pochissimi, sono circa il 10%, con la terza dose si positivizzano solo il 10%, non hanno nessun sintomo che può essere superiore a un raffreddore, quindi stiamo parlando di mal di gola, di febbre, stiamo parlando di pochissimi giorni, tant'è che il Comitato Tecnico Scientifico oggi dovrebbe modificare la normativa sul tracciamento e quindi ridurre un po', perché con i numeri che stanno crescendo, ma non ad Agrigento, in tutto il mondo ovviamente come sapete, si bloccherebbe tutto il mondo. Si riaprirà il reparto Covid ad Agrigento, commissario? Cercheremo di fare in modo che non avvenga questo, però abbiamo in questo momento 40 posti occupati in medicina, circa 40 posti. Adesso devo andare a verificare quello che succede oggi, mi parlavano di 5 dimissioni per oggi, però si sta riempiendo Ribera. A Ribera. Ecco, però adesso abbiamo solo Ribera e io vi sto dicendo, se non riempiamo Ribera, ovviamente facciamo in modo che Agrigento non si apra. Però per evitare che la gente possa parlare di campanilismo, perché non vogliamo limitarci a Ribera? Perché su Agrigento si curano i non Covid e stiamo recuperando le liste di attesa, perché il recupero delle liste di attesa che si sono rallentate durante il periodo Covid è uno degli impegni importanti che dobbiamo mantenere per curare le persone. L'appello è sempre quello. Allora, l'unico appello nuovo che farò domani quando avrò la registrazione è quello della FFP2, perché è provato che questo Omicron con quella chirurgica la vede come una barzelletta, quindi passa tranquillamente, quindi tutti noi ce l'abbiamo qua dentro, ma adesso dobbiamo abituarci. Per fortuna che è inverno, quindi l'estate sarebbe stato un po' drammatico. Abbiamo completato un percorso che già in verità
era iniziato negli anni precedenti, riguarda la stabilizzazione dei lavoratori precari che oggi grazie sia all'intervento legislativo che c'è stato, che ha prorogato i termini della legge Madia fino al 31 dicembre 2022, ma grazie anche al lavoro che è stato svolto all'interno dell'azienda, questo processo di stabilizzazione vede interessate come figure professionali dirigenziali del comparto 50 unità. Vi posso assicurare che non è stato un lavoro facile da portare a compimento, perché nell'anno 2020 e anche nell'anno 2021 la prevalenza dell'attività amministrativa è stata improntata al Covid. Noi abbiamo incentrato prevalentemente la nostra attività nelle assunzioni di medici e infermieri, operatori sociosanitari, per assistere i vari centri che sono dislocati in tutta la provincia, ma non potevamo naturalmente essere presenti solo sulla vicenda Covid, e abbiamo dovuto anche mettere in campo tutte queste iniziative. È il servizio personale che, come dire, è il cuore principale di queste attività, dal dirigente ai collaboratori, a tutti quelli che hanno messo in campo e hanno speso le loro energie, ci hanno dato oggi la possibilità di comunicarvi quello che è il risultato finale del lavoro che è stato svolto. 50 lavoratori in più rispetto a quelli precedenti è un numero che ci soddisfa e che mette le persone nelle condizioni di avere definitivamente il senso di appartenenza, non che fosse mancato prima, ma oggi naturalmente è ancora più stringente, per affrontare un anno 2022, l'anno 2022, sperando di, come dire, risolvere e combattere questa fase pandemica. 3 persone originarie di Canicattì, appartenenti a uno stesso nucleo familiare, sono morte a distanza di pochi giorni l'uno dall'altra per aver contratto il Covid in Germania, dove risiedevano. A morire il 3, il 13 e il 15 dicembre sono stati rispettivamente Massimiliano Patti di 20 anni, il padre Claudio Patti di 58 e la madre Rita Di Naro di 49 anni. Anche io sono costretto alla quarantena per essere venuto a contatto con un mio familiare che è risultato positivo al coronavirus, a dirlo il sindaco di Ribera, Matteo Ruvolo. Ho chiesto, prosegue il primo cittadino, al Dipartimento della Prevenzione della provincia di richiedere alla Regione di applicare misure più restrittive per la nostra città. Nell'ultima settimana a Ribera ci sono stati il doppio dei contagi rispetto alla scorsa. Dobbiamo collaborare perché altrimenti il dato sarà destinato a crescere. Responsabilità maggiore da parte di tutti. Andatevi a vaccinare, evitate feste, evitate incontri senza il rispetto delle norme, conclude il primo cittadino. I CGL, CISL e UIL hanno scritto una lettera al Presidente della Regione, Nello Musumeci, ai sindaci e agli assessori comunali e alle attività produttive. Hanno chiesto la chiusura nei fine settimana dei centri commerciali in Sicilia a fronte dell'aumento dei contagi Covid. Nella lettera, tra l'altro, si legge: vista l'inarrestabile velocità nel propagarsi della nuova variante Omicron, che sta già causando un altissimo numero di disagi anche da un punto di vista familiare e sociale per l'intera collettività, chiediamo al Presidente della Regione di predisporre un'immediata ordinanza che preveda la chiusura dei centri commerciali e dei negozi nei giorni festivi e nei fine settimana, affinché si possa mettere in campo per tempo ogni azione che sia volta in primis a tutelare la salute e la sicurezza dei lavoratori, oltre che della clientela tutta e degli stessi datori di lavoro, scongiurando un ulteriore stato di lockdown generale. Ci sono due fattori: da un lato c'è sicuramente questa variante Omicron che è più rapida, ma che, ripeto, abbiamo già detto nelle settimane scorse, lo ripetiamo adesso, non è detto che sia una cattivissima notizia, nel senso che sembrerebbe essere acclarato che è una variante un po' più buona. Questo potrebbe consentire di dare un'immunità senza dare un gran numero di malati, e del resto si vede pure in questa fase che aumentano notevolmente i positivi, ma non aumentano, stanno aumentando, ma non aumentano altrettanto velocemente le occupazioni negli ospedali. L'altro aspetto è che si è innescata un'isteria collettiva. Probabilmente
in qualche maniera fomentata o ispirata da comportamenti poco chiari anche a livello della politica in generale, per cui la gente ha paura non si capisce di che cosa in questo momento. Farmacie prese d'assalto per i tamponi che addirittura si sono esauriti in alcuni giorni. Assolutamente. Allora, io quello che vedo è che la gran parte di questi tamponi sono, secondo me, inutili. Bisognerebbe ritornare a un minimo di serenità e sostanzialmente capire che il tampone è uno strumento utile se serve per qualche cosa, cioè se uno ha sintomi, se uno deve andare a fare qualcosa per cui per legge è previsto il tampone, ma se non ci sono sintomi, non ci sono ragioni di preoccupazione, fare il tampone in senso stretto non ha alcuna ragione, non lo sto dicendo io, ma è stato già detto e ribadito più volte negli ultimi giorni. Il tampone serve a conoscere alcune cose, ma se la legge lo richiede, altrimenti stiamo solo innescando una isteria che sembra l'isteria veramente delle prime battute di questa pandemia, immotivata. I vaccini funzionano, stanno funzionando, chi è vaccinato ha un rischio molto più basso di ammalarsi gravemente e di ammalarsi. I positivi non significano nulla, perché se andassimo a testare i positivi per altre malattie anche terribili, scopriremmo percentuali enormi di positività. Il Super Green Pass ha messo ulteriori ganasce a ristoratori e albergatori. Fioccano le disdette. Vediamo. Ovviamente l'utilizzo del Green Pass rafforzato non ha fatto altro che affievolire ancora di più quella percentuale di clienti che frequentava le nostre attività commerciali. Grosse problematiche si sono avute soprattutto nei bar, perché chiaramente è un ingresso molto più veloce e molto spesso quando viene chiesto il Green Pass anche per una semplice consumazione al banco c'è sempre la lamentela da parte del cliente, che ovviamente non fa altro che indispettirsi a fronte di un'azione di pochi secondi. Ci sono già state anche tantissime disdette per i cenoni, per il Capodanno, e naturalmente tutto questo stride, perché tutte quelle feste che potevano essere fatte in locali dove almeno c'era un minimo di controllo non faranno altro che riversarsi nelle case e il tutto sarà assolutamente incontrollato. Questo ovviamente è un grave danno per la nostra categoria a fronte di una mancanza di controllo per quelle che saranno le feste che verranno fatte nelle ville, nelle case private. Operazione Efeso, arresti per traffico illecito di rifiuti, sequestrate 2 società nel Palermitano. C'è il servizio. Ricettazione di materiali metallici di provenienza delittuosa, ma anche traffico illecito di rifiuti. Con queste accuse Carabinieri e Guardia di Finanza hanno eseguito il sequestro preventivo di 2 società, una con sede nella centralissima Palermo, attiva nel recupero per il riciclaggio di rifiuti, e la seconda invece con sede a Carini, specializzata nel commercio all'ingrosso di rottami metallici. L'operazione, convenzionalmente denominata Efesto, con chiaro riferimento alla divinità greca, è stata coordinata dalla Direzione Distrettuale Antimafia della Procura della Repubblica di Palermo. Il provvedimento firmato dal GIP di Palermo è scattato nell'ambito di una inchiesta della DDA che ha anche portato al sequestro di beni mobili e immobili per un valore complessivo di circa 1.100.000 euro. Le indagini condotte dai Carabinieri della Compagnia di Cefalù e dalla Tenenza della Guardia di Finanza di Carini sono durate ben 2 anni, da giugno 2017 a giugno 2019, hanno portato alla luce il presunto coinvolgimento delle 2 aziende leader in Sicilia nel settore della rottamazione dei metalli in un giro di furti di materiale ferroso e ricettazione. L'attività inizialmente avviata dai Carabinieri di Cefalù è stata successivamente sviluppata sotto il profilo patrimoniale al personale della Guardia di Finanza,
che ha proceduto ad una complessa analisi documentale corroborata dalle risultanze emerse dalle banche dati in uso al corpo, nonché da puntuali accertamenti bancari che hanno consentito di individuare i reali beni riconducibili all'impresa e agli amministratori. La polizia giudiziaria ha documentato presunte cessioni di materiali per un corrispettivo di circa 2 milioni di euro. In alcuni casi è stato monitorato tutto il percorso dell'intero materiale, partendo dai furti commessi ai danni di privati o di aziende di pubblica utilità, come nel caso della nota società Enel, si legge così nella nota, che si concludeva con il conferimento presso gli stabilimenti delle aziende coinvolte nelle indagini attraverso ricettatori intermediari. Successivamente tale materiale sarebbe stato oggetto di vendita ad altri gruppi commerciali compiacenti ma di maggiori dimensioni, con base a Roma e Bologna, operanti su tutto il territorio nazionale ed estero. Le indagini hanno portato al sequestro per equivalente delle disponibilità finanziarie rinvenute in capo alle imprese coinvolte e ai loro amministratori e soci, nonché delle 2 società e dei beni facenti parte del patrimonio aziendale per un valore di 1.095.863 euro. Al termine delle indagini patrimoniali è stato emesso il provvedimento di sequestro preventivo, attualmente in fase di esecuzione. Le 2 aziende sono state affidate a un amministratore giudiziario. Efesto, nella mitologia greca, è il dio del fuoco, dell'ingegneria, della scultura e della metallurgia, adorato in tutte le città greche in cui si trovassero attività artigianali, specialmente ad Atene. Tutto simile all'inchiesta di oggi. Il valore complessivo dei beni sottoposti a sequestro ammonta a 1.100.000 euro e rientrano, oltre alle quote sociali delle imprese, 3 immobili, 20 automezzi nonché 5 conti correnti. Maxi operazione denominata Atlantide, finalizzata alla repressione degli illeciti sulla filiera della pesca, disposta dal Comando Generale del Corpo delle Capitanerie di Porto e coordinata a livello regionale dalla Direzione Marittima di Palermo. L'operazione Atlantide, nel solo compartimento marittimo di Porto Empedocle, ha portato al sequestro di oltre 14 tonnellate di prodotto ittico e sanzioni per decine di migliaia di euro. I dettagli dell'operazione verranno resi noti in una conferenza stampa domani, giovedì 30 dicembre. Sarà anche tracciato un bilancio di fine anno dell'attività operativa della Capitaneria di Porto, Guardia Costiera di Porto Empedocle. Adesso c'è la pubblicità, tra poco vi aspetto. Non ci sarà nulla da festeggiare per i lavoratori di Sicilia Digitale. Dal 1° gennaio perderanno il posto di lavoro 30 persone, sono a rischio anche altri 70. Will e CISL proclamano lo stato di agitazione a tempo indeterminato. L'intervista ad Antonio Nobile, segretario generale della CISL. Vediamo. Sì, 2022 che per i lavoratori di Sicilia Digitale è incerto perché è un'azienda controllata interamente dalla Regione, un'azienda centrata su quelle che dovrebbero essere le prospettive legate al PNRR, ma un'azienda che negli anni è stata abbandonata a se stessa, sono state tolte le commesse, c'è un contratto di servizio che non copre neanche i costi dei dipendenti e quindi sono a rischio intanto i 30 somministrati che operano da oltre 5 anni all'interno dell'azienda, ma c'è il rischio di tutta la società, il futuro della società. Oggi chiederemo, abbiamo chiesto un incontro al Presidente Musumeci per avere risposte in merito su un'azienda che dovrebbe essere strategica per la Regione ma che sui fatti non lo è. Quindi nel 2022 potrebbe cambiare qualcosa per loro? Potrebbe cambiare qualcosa ovviamente in negativo perché senza certezze sono costretti a fare i tagli ovviamente vanno prima sui più deboli e quindi sui somministrati. Noi chiediamo certezze per il futuro di questa azienda che deve venire dalla Regione Siciliana, che è l'unica responsabile perché la controlla al 100%, è quella che affida le attività, è quella che a oggi la sta mettendo in difficoltà. Dopo 12 giorni in mare e quasi 10 operazioni di salvataggio, la Geo Barents di Medici Senza Frontiere è stata autorizzata ad attraccare ad Augusta. I 155 naufragi a bordo, fra cui 145 minori, di cui l'80% non accompagnati, 3 donne incinte, 6 bimbi di meno di 4 anni, sono stati sottoposti ai controlli sanitari. Sono invece ancora in stallo in mare, innanzi alla costa di Catania, in attesa di un'indicazione di sbarco, i 440 migranti a bordo della Sea-Watch 3, tra loro vi sono 116 donne, 5 incinte.
42 bambini tra le 2 settimane e i 12 anni e 167 minori non accompagnati tra gli 8 e i 17 anni. 6 persone sono state evacuate per ragioni sanitarie, una donna incinta e sua figlia di 3 anni, una giovane incinta con la sorella minorenne e un uomo con problemi medici insieme a suo figlio. Il flusso dei migranti è in aumento o in diminuzione sulla base delle condizioni climatiche e meteorologiche. Purtroppo c'è un aspetto serio che viene fuori. Il problema delle migrazioni continua a non essere affrontato né dall'Italia né dall'Europa. Così il sindaco di Lampedusa, Salvatore Martello, che ha fatto il punto della situazione sugli sbarchi nell'isola siciliana. Noi in Italia ci occupiamo solo dell'accoglienza, accusa Martello. Il fenomeno dell'immigrazione è diverso. Purtroppo l'Europa ancora distingue tra migranti economici e rifugiati. Questo testimonia che il fenomeno non viene discusso e esaminato a dovere. Quelle persone non scappano solo dalla fame, scappano anche dalle guerre come quella ambientale. Quando uno ha una campagna che coltiva e non riesce più a sostenere una famiglia, vuol dire che sta combattendo una guerra seppur senza armi. A Lampedusa non arrivano solo dall'Africa, ci sono persone dal Pakistan, dall'India, dal Bangladesh. Lampedusa, aggiunge, viene utilizzata quando ci sono dei malati gravi e il Ministero degli Interni autorizza a sbarcare sulla nostra isola. L'altro giorno una persona aveva un problema grave, però non avendo un ospedale sull'isola è stata trasportata nel soccorso a Palermo. Martello ha spiegato le procedure osservate quando arrivano i migranti. Abbiamo un sistema che fino ad oggi ha funzionato. Quando i migranti arrivano sul molo viene loro fatta una prima visita e poi portati nel centro d'accoglienza. Vengono tamponati, identificati e in 24-48 ore trasferiti sulle navi quarantena. Osservano alcuni giorni di quarantena e i negativi scendono poi dalla nave. Non c'è nessun pericolo che un migrante possa girare da positivo e non c'è nessun contatto fisico tra i migranti e la popolazione residente. Questo protocollo è stato fatto per annullare le speculazioni di qualcuno che diceva che i turisti venivano contagiati dai migranti, una bufala di prima categoria. Dice Martello, i migranti che arrivano sono vaccinati, abbiamo fatto delle vaccinazioni, risponde nei confronti dei migranti, ma ora si sono fermate. Molti non capivano i fogli che gli venivano sottoposti per le vaccinazioni, una piccola parte si faceva vaccinare, hanno anche paura di firmare documenti che non capiscono, non si fidano della documentazione, non del vaccino, conclude Martello. Presentato ad Agrigento il libro di Alberto Samonà, Bonjour Casimiro. Giovanna Neri. Bonjour Casimiro ha fatto tappa ad Agrigento, una serata di cultura ricca di mistero, di letteratura. Quali sono le sue impressioni? Devo dire che il pubblico numeroso e attento dimostra che conferma che la naturale vocazione di Agrigento per la cultura e per quella porzione della cultura che è la letteratura, che dalle nostre parti è più che una porzione ma un elemento fondamentale. Essere qui con Bonjour Casimiro, che è un libro di suggestioni non soltanto letterarie ma anche storiche, potrei dire anche simboliche, per me è un onore, perché devo dire che non potevo trovare migliore accoglienza. Beniamino Biondi ha curato la recensione, un viaggio all'interno dello spaccato dell'aristocrazia e della letteratura. Ti è sembrata una serata importante? Direi una serata di alta cultura per Agrigento, di fronte a un libro colto e raffinato con una scrittura incisiva e magnetica. Un volume che recupera un pezzo di storia siciliana ma usa le vicende della cronaca come pretesto per un racconto assai più ampio che riguarda i destini generali della nostra letteratura. Nell'idea di un recupero di quel fantastico siciliano che per certi aspetti era stato trascurato dalla critica letteraria più recente, soprattutto negli anni della politicizzazione anche della critica italiana, e che invece adesso può venire fuori dopo anni in cui tutto sommato c'era stata una forma persino di rimozione rispetto a certe tematiche. È una Sicilia che parte da lontano, che parte da Capuana, che arriva fino a Pirandello, che decodifica e decostruisce anche queste forme di fantastico e che arriva fino al libro di Alberto Samonà, che in qualche maniera apre anche una nuova direzione per la nostra letteratura, e quindi al di là dell'enorme pregio di scrittura del volume, del racconto delle vicende della famiglia Piccolo, di Casimiro e del poeta Lucio, in qualche maniera credo che possa offrire appunto una direzione nuova per la nostra letteratura.
Gianofrio Pagliarulo è il nuovo presidente eletto di Confartigianato Imprese Agrigento. Al suo fianco lavorerà il segretario Vincenzo Insalaco. Pagliarulo, imprenditore nel settore alberghiero, ha annunciato la volontà di avviare una nuova stagione per gli artigiani e le piccole imprese del territorio agrigentino, con particolare attenzione anche all'aspetto del credito, area di interesse oggi più che mai, in un periodo di pandemia e di crisi economica per le aziende. Ha aggiunto: con l'impegno di tutti riusciremo a tutelare e promuovere i valori dell'artigianato e della piccola impresa attraverso la cultura dell'associazionismo economico. Rappresenteremo, prosegue, i nostri associati e ne tuteleremo i loro interessi, provvedendo alla loro informazione, assistenza e consulenza. La realtà di Messina andrebbe ricostituita da un approccio sicuramente diverso verso la città. Quello che ho registrato in questi 3 anni, ma quello che ho sempre registrato anche nel mio essere cittadino messinese, è quella di una mancanza di amore verso la nostra città e soprattutto una mancanza di forte coesione verso il miglioramento della città. Se dopo 100 anni ancora si parla di terremoto, probabilmente uno dei nodi cruciali, una delle criticità più rilevanti è proprio questa mancanza di approccio collettivo alla città. Relativamente all'aspetto fisico, credo che siamo sulla strada giusta, ma se mi consentite, paradossalmente è l'aspetto più semplice da risolvere, perché è un'equazione che si risolve banalmente con progetti, denari. Poi, chiaro, ci vogliono anche le idee, però ritengo che sia la strada più semplice da seguire. Qual è un punto di forza per realizzare quel progetto difficile di coesione sociale, di impegno comune? Quale potrebbe essere l'elemento che potrebbe invitare anche i messinesi a guardare con occhi diversi questo territorio? Ma sicuramente la prima cosa è il buonsenso. Spesso c'è lo sport condiviso di avere sempre la soluzione giusta, che è contrapposizione e mai integrazione. Dal mio punto di vista ognuno di noi deve contribuire al benessere della città secondo le proprie capacità e secondo le proprie potenzialità culturali, professionali. Spesso si ragiona in contrapposizione e spesso si tende a voler sopraffare chi la pensa in maniera diversa. Io ritengo che invece ragionando tutti quanti insieme si può portare avanti un cambio di passo. È un abuso questo termine, perché spesso si utilizza per varie cose, però un cambio di passo culturale è necessario per poter dare una svolta reale a questa città. L'occasione è troppo ghiotta per poterla perdere. Voglio ricordare che in tal senso il progetto Qualità dell'Abitare è un progetto che assume in sé tutta una serie di componenti, le componenti a cui facevo riferimento prima, la componente fisica indubbiamente importante, rilevante ma non centrale, la componente sociale che è quella di un riscatto di moltissima gente che per tanto tempo ha vissuto in condizioni sicuramente di assoluto degrado e che merita la giusta dignità. Quello potrebbe essere un modo per poter dare una svolta decisiva a questa città che spesso si abita su se stessa. Con questo è tutto, termina qui l'edizione del telegiornale. Grazie per la gentile attenzione e per essere stati con noi. A presto.